Carmen, allora devi presentare un attore? Adesso c'è una chicca, dopo tutto Lui questo è simpaticissimo. simpaticissimo, lo conoscete tutti. Di lui cosa si può dire? Teatro, cinema, e non ultimo il suo successo al Teatro Bolivar, non c'è due senza tre. Fino a Maggio, sì, perché adesso vanno anche in tournée. E per chi l'ha perso al Teatro Bolivar, quest'anno lo potete rivedere perché sarà in cartellone anche quest'anno, perché visto il successo il Teatro Bolivar l'ha riconfermato anche per la nuova stagione. Signori e signori, sapete tutti chi è? Vieni! Attrice! da maggio partirà un film Notte 2 Sasha 3. Gigi Attrice. Complimenti, bentornato, bentrovato. Allora, come state? Ciao, tutto a posto? Vai. Shhh, rispettiamo ai signori. Tutto a posto? Tutto a posto? Ci fate in vacanza? No, io sto aspettando proprio per rispetto, cioè sì, uno deve avere rispetto. Questo è il rispetto degli altri, prego. Ecco qua, tutto a posto. Avete passato il ferie a Ischia, a Rigola? A posto, ecco qua. Signori, allora, io voglio... Ovvio. Speak English? No. Italiano? Oh, italiano no. E non risponde, è sordo. Posso? Eccoci qui. No, io sto cercando di tenervi zitti, perché manchi cane in cagaglia, casa si fa giorno. E vi voglio avvisare, chi va qua, chi va là, e che si fa? Non c'è niente da fare, e vado a fare la bella passata a garage, no? E allora, signori, voglio raccontarvi una cosa che non si ride, ma non si piange manco, si riflette. Allora, c'è una parola che ho pigliato da un nobile attore, Totò, queste case più poco, però anche questa è casa dello stesso piano, che la parola inizia e così niente. Una fa tarda a faticare, e così niente. Sto traffico, e che fa? E così niente. Perdo posti di lavoro, e così niente. Non arrivo in pensione agli anziani, e così niente. 2 giovani diamante, una ammazzata, e così niente. Il governo fa i bond, e così niente. Mo controllano tutti i bond, e così niente. A croce, perché così chi si quattro è rimasto bugnato. A botte dice, e così niente, a matte contate, così niente, si niente. Mo ci vuole la parola. Secondo i danni ci vuole la parola. Come non capite perché state parlando una particolare. Quanti cazzo scende su quella troppo poco? Perché pare ci fa striare, io so. Perché un meglio state a fare l'insulina, state a ricoprire la pressione, è normale che la dai. 50 notte, scusate. È così. Un meglio però, un vino non mangia perché non lo digerisce. Si aspetta, sarà e 3 ore, non è in 8. Veramente però. Vabbè, lasciamo stare così niente e parliamo di cose oggi. Io abito a Piazza Gesù e Maria, sceso a Piazza Dante e vedo una signorinella con il cellulare in mano. Fammi 2 giù, che mi cagna foto in coppa a destra lui. Allora, grazie a dopo. Scusa, dacci un po' per fuori. Comunque,
Io vedo una ragazzina che di 14-15 anni che sta ormai tutti quanti stanno a cagare. E lui dice, ma io lui stiamo trovando, tutto bello, boom, va a cagare prendendo un po'. Veramente. Va a andare perché si stonò. E io hai sapere perché è giusto, hai sapere. Lei si ripigliò la voce. Così, dimmi, nipote, che sta fatto il cellulare? Se tu vedi, il cellulare sta buono, tu ti fai, tu cocca tacca in capo, perché invece dice, ma questo è vero, io l'ho detto, allora, mo ormai i tempi sono cambiati, poi non disponibile manco più che coppa capo. Se non sto nome, pure se si sto nome, che buono questo. Questo qualcosa vuole, che buono questo. Ma anche che poi se non c'è il suo nome, ti risponde lui, quindi che è, non ci sto. Oppure, se io rispondo, ma rispondo con scritto oppure con i messaggi, sto in riunione, ti chiami roba, sta cazzo in riunione dura 6 mesi, cioè non parliamo più, non scriviamo, che poi perdiamo più tempo, perché tu squilli, aspetti che fornisce la telefonata, o mando un messaggio, no, prima ascolta, vedi quanta cazzo di tempo perdiamo a vacante, a telefonata, arriva un messaggio, o sente, o risponde. E non ha fornisce più, risponde alle cose. Ma questo è seriamente, poi ha una bugia oggi che uno chiama, no? Magari ha fatto 2, 3 volte il circuito, non si signore. Prego. Ecco qua. Noi. No, il meglio ancora ha da venire. E comunque, voglio dire, con queste cose, no? Poi, ma noi prima, senza i nomi, senza i cognomi, pronto. Magari pure se dice, corno, qualcuno che vuole sotto, oppure so che cosa, sai. Sì, poi io voglio dire, lasciamo stare questi cellulari ormai, talmente che stiamo esausti, non si portano manco più. Voi la vedi, cioè loro ormai è come un pezzo del nostro corpo. Chi dice che in un hotel è impossibile, pure chi non l'ha senza internet, non l'ha preso. E non è vero quando dice no, ma io guarda, non ti ho potuto rispondere perché non ti ho preso, no signore, pure che poi c'è, sono stato fuori. Addirittura sotto a noce, io di no, sparita a cappato, a noce tutto così. Ma seriamente, perché ormai ci hanno pigliato queste cose. E dice no, io non l'ho usato, si buciccia. No, si usa. Allora, l'uomo c'è il cellulare a messa. Stamattina sono andato al cimitero così, a trovare i miei cari e tutto quanto, ho fatto l'inventario dove stavo per uscire. Mi fermo un amico e dice, attrice, che faccio attrice di cognome, che c'è? Mi sta a fare la cortesia, dimmi. Era una scava a mia mamma a Samara che casa, e che c'è? A scava oggi è asciutto posto, e mi sta per stare 500 euro. Guarda, ti posso pure prestare 500 euro a te, perché... Però sappi, se ti presti 500 euro a te, scava una mamma e a terra da me. Se no, ma che nessuno che sa la sera. Grazie. Poi signore, voglio salutarvi per dopo che attendere un artista, una nuova voce dopo la mentre si prepara. Allora, questa cosa che ve la voglio dire, maestro, un po' di soffata, un tappeto, ma pure un po' di musichetta che voglio raccontare, un bel pezzo che... Allora, un po' di luce un po' più, diciamo, da notturno, una poca buio, un altro poco buio. Signore, aprite la faccia mia. Benissimo. Maestranza, prego. Vado? Tiempo.
Chi è che passa? A te. Fermati poco qui, vicino a me. E perché? Perché ti già deciso una cosa. Che ritta. Non ti vuoi fermare. E non mi rai manca Orienza. E non sai manco perché. Tu dici io perché. Te lo dici a me. Sai perché tu non ti firmi, tempo? Perché ti hai una coscienza sporca. Poi te ne scappa. Perché a dove passi tu fai soltanto danni e guai. E fammi sentire, che risparmio, o cielo, o mare e montagna, e poi tutto il resto, è una ruina, sì, è una ruina, muori sfravacato. Campagna che ne pensa tutto verde, e chi l'albero che insomma lo fernoso che stava capicino, chi l'ha ucciso? Tu l'hai ucciso, perché eri vecchio, perché eri vecchio assai, perché i vecchi hanno a morire, perché i vecchi l'accompagnano a morire in casa sicuro quando viene giugno, luglio, agosto, perché ce n'è mai in vacanza a Pusilla, a Sorrento, a Marchiara. E dimmi una cosa, quando ci facciamo i vecchi noi, c'ha ragione, sempre si ci arriviamo. E beh, visto che non devo fermare manco un attimo, per un attimo fare tutto il contrario di questo cammino. Quando vedi che una nonna mia è più bella, vorrei piccirillo, frate e sorella. Perché sapete quando siamo frati? Quando stiamo nella stessa casa. Dopo la morte dei genitori, ognuno pensa ai cazzi suoi. Ma ricorda la storia, il genitore di tuoi giardini, quasi mamma mia, prima amore, È suono d'oro di andare a incontrare, sì, è suono d'oro, perché tu quando più cammini, più fai danno a gente di tutto il mondo, sì, più fai danno, ci levi forza, ci levi la gioventù, e infine ci levi pure la vita. E che potremmo fare? Niente, il tempo passa è differente e forte. Luce in sala, grazie. Il tempo passa è differente e forte. Vorrei una vita. Compresi il maestro, chi dà l'area di quinto, vorrei una vita, dopo fate il Carmelo a me, vorrei una vita e se me l'hanno a morto. Siccome lo spettacolo deve finire con il sorriso, pure sta la primavera, mezza suda, rindo cuore, la mani fa la cuore, un cuore gioventù, quando vega la figliola, la postanca rinda l'occhio, ma prendere di notte e non dare niente. Carmen, tu sono non mi basta, ma ce ne voglio tre. Carmen, io sono che ho la vacca, contenta tutte e tre. Io non lo faccio apposta per questa casa te. Carmen, io vengo a cava tosto con mattino. Che la musica cessi. Signori, ci sarebbe la seconda parte. Siccome la stessa prima, che cazzo facciamo a fare? Un applauso ai tarantellisti. Chiamiamo sul palco la giovane, la nuova voce di Napoli, Giusy Tuccini. Prego. Vi canterà la canzone Passione. Maestro. Ehi, coraggio. Allora, Passione, prego, ciao. Ciao. Se vi è piaciuto, ditelo in giro. Sì. Un momento, è che ne per la roba è meglio. Se non vi è piaciuto, facetevi cazzo vostro.
do vaga e sto sempre ubriaca e non bevo mai vino. Ci battono muta a Madonna la mena, se mi passa sta breve ore belle. Giusy Cucillo, complimenti. Vieni Carmen. Ormai siamo arrivati alla conclusione. Peccato, Prima di presentare l'artista che chiuderà la serata, io vorrei ringraziare il pubblico presente a nome degli artisti con un applauso da parte Fatevi un nostra. applauso da soli. E noi lo facciamo a voi. Vogliamo ringraziare il quotidiano Roma, vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, la cameraman fotoreporter Giulio Garrusso, l'altro fotoreporter Salvatore Seneca. Vogliamo ringraziare l'orchestra, eccola qua, la presentiamo. Abbiamo il maestro Mario Todaro, un applauso alle tastiere. Enzo Pesiato alla batteria, Luciano Esposito alle percussioni, Giuseppe alla tastiera. L'ultimo lo voglio dire io! Claudio Esposito, grande maestro! Ed ora dobbiamo presentare colui che organizza questo evento. Lavorato per Fotossi, Lucenzi, Mario Meda, rappresentata la maschera di Cucinella al festival. Signori e signori, Cino Giorgio! Attore, cantatore, cabarettista! Eccolo qua! Un saluto da parte di Carmen Marcelli. Carossi! Buonanotte! Facciamo un applauso. Sono i presentatori, quindi la parola non gli manca. Ma io volevo fare un omaggio al nostro carissimo Antonio Bonomo, perché io mi ricordo nel 1970 quando lui lanciò una canzone che si chiamava Casanova 70 al Festival di Napoli, se non mi sbaglio, io mi rubai questa canzone e la facevo però in un altro modo, in questo modo qua. Che ci mettono pensiero con me. Senti, forse meglio che lo fatti sapere. Oggi sono stata fondamentalmente oltre 11 dagli sex, dagli roba. Alright, sono very nice che si posso. Sono sicuro, ma io più il gioco bacana. Madonna, ma come non mi sanno rassegnare. Cino Giorgio, Casanova, mi volete sugare. E vieni, c'ho un amore americano, vieni, fai una cosa.
sapete mille come Yoppo ce ne a Margellino Scele Scioccolista fine che c'è sempre a lungo quindi alright so you're very nice che ci posso fare c'ho 5 come dunque quindi gioco a vacanza donne ma come le donne sanno rassegnare Giro Giorgio Casanova mi volete soggregare so very nice che ce posso fare fumo e doppio filtro gioco a Magarà ma come le donne sanno rassegnare Giro Giorgio Casanova mi volete soggregare Adesso inviterei tutti i collaboratori sul palco, dal primo all'ultimo. Salite qua per salutare questo gentilissimo pubblico che ci ha tenuto compagnia. Grazie di essere stati qui con noi. Speriamo che non vi abbiamo annoiato, ma vi abbiamo strappato una risata, perché no? È anche un momento di riflessione, di tristezza. Io vorrei ringraziarvi uno per uno tutti quanti, Carmen Falcone con tutto il gruppo. Allora, questa goccia, Chi si affligge? chi si affligge? Antonio Buonanno! Signori, veramente una gioia per me avere questi miei amici, compagni di avventure, quante ne abbiamo fatte Antonio è stato con me più volte in America, dove abbiamo portato le nostre tradizioni a Chicago. Ok, vi salutiamo tutti quanti con Osultani Naturale, maestro, allora dai, aiuta mia, tutti quanti, cantate pure voi però, Stai lontano da sto cuore, a te porgo pensiero, niente voglia e niente spero, catenetta sempre a fianco a me. Si sicuro chi sta amore, oh mia sono sicuro. Grazie, bacio a tutti.